Buonasera, grazie di essere presenti e cominciamo allora questa lezione, questo mio intervento su la fall detection, rilevamento di cadute, e vedremo come lo abbiamo affrontato nell'ambito del progetto Alfrighty. E immagino che tutte queste lezioni che avete seguito siano state nell'ambito del progetto Alfrighty, giusto? Quindi conoscete già il contesto del progetto. Io mi sono occupato assieme a Andrea Picella, che è uno studente, uno studente triennale, abbiamo fatto una tesi assieme, lui che ha avuto l'idea di fare una tesi sul rilevamento delle cadute, e da lì è partito tutto perché abbiamo fatto questa tesi nella triennale su dei dataset standard, ossia su dei dati disponibili online che si possono trovare. Abbiamo applicato le reti neurali per rilevare da immagini, da video di cadute, se si può appunto con una rete neurale rilevare le cadute, dipendendo le persone. Abbiamo lavorato sui dataset standard e poi subito che lui ha finito la triennale, lui ha cominciato a fare la magistrale in comunicazione multimediale e tecnologia dell'informazione a Pordenone, e si è presentata questa occasione di lavorare al progetto Alfrighty, dove mi sembrava calzasse molto bene questa attività di rilevamento cadute nel contesto di questo progetto sull'invecchiamento attivo. La proposta è stata accettata, abbiamo cominciato a lavorare e adesso vi spiego cosa è successo. È andato avanti il progetto, quindi è la sua tesi, quindi la sua tesi di nuovo per la magistrale è stata di nuovo sul rilevamento di cadute, e vi dirò come è evoluta. Quindi quello che è stato il work package 8 del progetto, abbiamo voluto studiare tecniche di deep learning. Non so se l'avete mai sentito, forse il termine magari vi è capitato. Ok, allora c'è tutto questo boom, quello sì che l'avete sentito sull'intelligenza artificiale questi tempi. Quindi avete sentito parlare di ChatGPT, adesso su tutti i giornali ogni giorno. E quei modelli lì, ok, sono modelli di rete profonde, cosiddette reti neurali profonde, da cui deep learning, cioè apprendimento profondo. E nel caso di ChatGPT vengono applicate sul testo. Quindi ci sono questi grossi modelli che lavorano su enormi quantità di testo scritto, gli viene fatta vedere in mezzo a internet, Wikipedia, eccetera, e quindi dopo questi modelli imparano a generare delle frasi con una sintassi e una semantica corrette. Quei modelli lì che vengono utilizzati per il testo, ci sono degli equivalenti modelli che vengono utilizzati per le immagini, per il suono, per diversi media. Qui vi presento ciò che il deep learning può fare per i video, per la comprensione di attività che accadono in sequenze video. Ed è così che abbiamo voluto appunto affrontare il problema. In realtà non c'è solo il video, vedrete che abbiamo utilizzato anche altre modalità. Adesso vi spiego perché. Perché intanto appunto la parte tecnica l'abbiamo più avanti, intanto parliamo del problema della fall detection. Perché occuparsi di questo? Allora, intanto questo è un problema che è molto sentito a livello mondiale, addirittura se pensate alla seconda causa di morte accidentale al mondo, ok? Quindi è tantissimo. Lo sentite sui giornali, i famosi incidenti domestici, altro non sono, la maggior parte dei casi, che cadute in casa. Quindi qualcuno cade, spesso sono persone anziane, spesso sono cadute che se non causano un decesso sul momento, magari causano una frattura molto importante che porta al decesso in realtà poco tempo dopo in una persona anziana. Sono delle cadute che rendono magari la persona invalida, cioè sul momento, quindi anche con la incapacità di richiedere aiuto. E quindi magari questa persona rimane, per esempio, sul pavimento per diverso tempo, quando magari richiedendo un aiuto tempestivo, magari intervenendo tempestivamente, questa persona si può aiutare e magari la situazione non peggiora, come magari accade. Quindi questo è il problema, e quindi vedete che
ci sono appunto addirittura quasi 700.000 persone all'anno hanno questo tipo di incidente. Ehm, e comunque anche se non causano degli effetti letali, comunque ci sono questi appunto addirittura 37 milioni all'anno da causare delle lesioni gravi da richiedere cure mediche. Quindi il problema è molto vasto, molto ampio a livello mondiale. Come vi dicevo, sono le persone anziane che hanno più rischio, sono più soggette a questo tipo di incidente. Come vi ho già accennato, appunto, coinvolgono spesso fratture, contusioni, traumi di questo tipo. Ehm, Questo è spesso dovuto alla mancanza, soprattutto nelle persone anziane, della, percezione riguardo per esempio a distanze o, mancato per esempio capacità di movimento, persone che si inciampano facilmente, che non riescono anche magari cadendo portare avanti per esempio un braccio per attutire la caduta. Quindi sono persone che quando cadono, cadono anche male. Ehm, Appunto, questi problemi sono esacerbati nell'età avanzata. Poi c'è una considerazione di genere, in qualche maniera sono più soggetti i maschi a questo tipo di cadute. Qui c'è una possibile spiegazione sul fatto che magari intraprendono delle attività più rischiose, ma vabbè, questo lascia un po' il tempo che trova questa considerazione. Invece un altro aspetto è quello dei costi, quindi vi dicevo anche contusioni che sono costose dal punto di vista sanitario, quindi hanno un impatto sul sistema sanitario nazionale o addirittura sull'assicurazione private per chi non è coperto da questo tipo di coperture. Ehm, allora, ecco qui arriviamo al dunque. Questo è già in vivo, no. Allora, in letteratura, quindi qual è l'idea? L'idea è quella di avere una sorta di sistema automatico che in qualche maniera cerchi di intercettare queste cadute non appena accadono, in modo da inviare una sorta di allarme istantaneo. Uhm, Lo si può fare in diversi modi. Infatti adesso ne parliamo un po'. Lo si può fare con dei dispositivi che uno può indossare. Potrebbe essere anche lo stesso smartphone, potrebbe essere un braccialetto, un orologio, una sorta di smartwatch, eccetera. Il problema poi è averlo addosso quel dispositivo nel momento in cui accade l'incidente. Quindi io ho voluto valutare anche qualcosa che fosse esterno, okay, non indossabile. E quindi la prima cosa che si può provare, che viene in mente, è ovviamente l'utilizzo di telecamere. Uhm Ci sono quindi dei dataset, come vi dicevo, ossia dell'insieme di dati che sono disponibili anche online gratuitamente, di qualcuno che ha fatto delle riprese in un contesto, come vedete in questo caso di laboratorio in realtà, dove viene spesso posizionato un materasso, le persone, gli attori, si buttano su questo materasso in modo più o meno casuale. E questi sono tutte queste sequenze che uno può scaricare e cercare di analizzare come meglio crede. Questo è più o meno lo stato dell'arte. I sensori che vengono coinvolti, sono appunto o videocamere standard o videocamere che hanno il sensore di prossimità scusate, di profondità, quindi non so se avete presente la Kinect, questo tipo di sensori qui che riescono anche a misurare la distanza a cui si trovano gli oggetti ripresi. Quindi avete l'immagine RGB più anche l'informazione di distanza e sono molto utili ovviamente, però non sempre sono disponibili, non sempre si può assumere di averle. La misurazione della profondità, è efficace in genere in un range abbastanza limitato, quindi se io voglio riprendere qualcosa che è laggiù, la differenza di distanza fra gli oggetti che vedo abbastanza distanti, non riesco bene a percepirla, quando magari invece riesco a percepire bene,
la distanza fra questi oggetti qua che ho sul tavolo, ok? Perché sono vicini. Dei dispositivi indossabili, che sono dispositivi inerziali, gli National Measurement Unit, sono appunto, come dicevo, qualcosa che si può indossare, qualcosa che misura le accelerazioni essenzialmente. Quindi appena appunto faccio un qualcosa che mi fa muovere un arto con un'accelerazione diversa dal solito, con questo dispositivo si rileva. E poi anche dispositivi basati sul wifi, che adesso non tratterò, comunque anche questi sono disponibili. Allora, tutti questi approcci di cui abbiamo parlato, ognuno ha le proprie limitazioni. Ognuno ha i propri pregi, i propri difetti, le proprie limitazioni. Per esempio, la telecamera, che sembra quella che offra maggiore quantità di dati, sì, ha dei problemi non banali riguardo per esempio la privacy, okay? Quindi se uno ce l'ha in casa, okay, a casa propria, okay, può prevedere di avere un sistema del genere. Più difficile è la situazione, la condizione in caso di, ehm, strutture pubbliche, come potrebbe essere un ospedale, okay? E poi comunque, anche se c'è la possibilità di magari con delle liberatorie, con degli agreement sul fatto che le persone sono più protette così, comunque in certe sale non si riesce ad arrivare, pensate al bagno, quindi, sì, ognuno ha i propri pregi e difetti. Allora, i dataset esistenti prevedono, come vi dicevo, delle cadute simulate e questo è ovvio perché è impensabile, praticamente impossibile prevedere di avere dei dataset in cui si rilevano delle cadute vere, quindi non provocate volontariamente. Intanto per il problema di privacy che vi dicevo giusto un attimo fa e seconda cosa per il problema che questo tipo di, evento è abbastanza infrequente in ogni caso. Quindi la numerosità di cadute accadimenti di cadute che io rilevo sono comunque pochi e dovrei fare acquisizioni per molto tempo prima di raccogliere un buon numero di sequenze di cadute. Come vedremo subito fra un attimo, gli algoritmi che verranno coinvolti in questo, appunto, fanno parte del machine learning, il deep learning, ossia l'apprendimento, della macchina tramite esempi, okay? Questo è un paradigma che, è bene cioè è un concetto che è utile che abbiate, anche se siete magari estranei a questo mondo, è il paradigma appunto dell'apprendimento per esempi. Invece di programmare un computer a fare esplicitamente un qualcosa, quindi io scrivo il mio programmino per fargli fare esattamente quello che voglio, io potrei avere un problema che non sono bene in grado di codificare con un programma, non son capace di dare esattamente le istruzioni al computer perché faccia esattamente quello che voglio. Oppure farlo sarebbe troppo farraginoso, verrebbe un programma molto complesso, sarebbe un problema magari un programma che comunque non andrebbe a coprire tutte le possibili evenienze, mi sfuggirebbe sempre qualcosa, qualche dettaglio che non sono riuscito a codificare. Da qui il paradigma dell'apprendimento per esempi, in cui dico alla macchina: "Guarda, questo è quello che ti do di input, questo è quello che voglio in output". E quindi la macchina impara una sorta di funzione di trasferimento dall'input all'output, ci arriverò fra un attimo. Per fare questo devo mostrare alla macchina, al computer, tutta una serie di coppie di esempi. A questo input voglio questo output. Devo mostrargliene tante. La macchina deve ciclare su questi esempi diverse volte per poter apprendere, così come uno per studiare deve magari rileggersi un po' di volte, okay, per fissare bene in testa, stessa cosa deve fare la macchina, deve ciclare sui dati, diverse volte e più questi dati sono abbondanti, più magari coprono in maniera esaustiva il mio problema. Se ne ho pochi magari se ho magari poche cadute che accadono solo in una certa maniera, insegno alla macchina a rilevare solo quel tipo di caduta. Magari uno cade solo cadendo verso destra, non ho nessuna sequenza di persone che cadono verso sinistra. La macchina non le riconosce.
impara solo a riconoscere quelle dove la gente cade a destra, per dire. Quindi devo avere un dataset abbondante in modo da coprire tutte le possibili evenienze. La macchina deve vederle un po' tutte per riuscire a intercettare quando arriva una nuova caduta, riuscire a dire sì, ok, questa è una caduta effettivamente, perché è riuscita a vedere, l'abbiamo addestrata a riconoscere le cadute in avanti, indietro, a destra, a sinistra. Ok? Quindi c'è bisogno di tanti dati. Qui vedete appunto, ecco, Multicam è un esempio di dataset in letteratura del 2010 dell'Università di Montreal, in cui avevano utilizzato 8 telecamere RGB, quindi sapete cos'è una telecamera RGB? Cioè, l'RGB sono i 3 piani di colore rosso, verde e blu che composti vi danno l'immagine a colori. Quindi avevamo utilizzato queste 8 telecamere, bene, per il tempo che serve, cioè si acquisiscono un sacco di dati, quindi avete 8 telecamere e è anche possibile ricostruire la scena in 3D volendo, perché ci sono telecamere praticamente a coprire tutta la scena intorno, quindi okay, sono un sacco di dati. E il problema è sempre lo stesso, ossia quello del materasso buttato giù in laboratorio, dove la gente si butta sopra in maniera casuale, perché appunto è stata generata questa situazione magari distante poi da quelle che sono le cadute come accadono in realtà, cioè di persone magari anziane che in una struttura ospedaliera o in una struttura di cura si alzano dal letto, vanno per esempio raggiungere una ciabatta in fondo ai piedi del letto e magari scivolano perché la ciabatta scivola. Oppure vanno per raggiungere una maniglia, la mancano e cadono perché appunto non hanno trovato l'appoggio. Queste situazioni che vi ho appena descritto non le vedrete, non si vedono in questi dataset qua, sono tutte cadute improvvisate sul momento. Quindi la rete, come vi dicevo prima, se voi usate quei dataset lì, impara a vedere quel tipo di cadute lì. E la volta che avete le cadute quelle vere, che non accadono come vi aspettate, magari alzandosi da una sedia, e lì non ci sono scene in cui uno si alza da una sedia e cade. Invece il lavoro che abbiamo fatto noi, parlando anche con del personale dell'ospedale, è raccogliere tutte queste informazioni e sapere che appunto le cadute avvengono alzandosi dalla sedia, scendendo dal letto, cercando di andare al bagno, eccetera. Qui, ecco, vedete, qui avete un esempio di, appunto, caduta addirittura senza materasso, fatta in ufficio, e lì vedete un sensore, con la percezione della distanza, sia con vista frontale che vista dall'alto. E lì, appunto questo tipo di, vedete che man mano che si avvicina diventa più nero, quindi la distanza, i colori più chiari sono più distanti, i colori più scuri sono cioè il tono di grigio più chiaro significa maggiore distanza, più scuro significa maggiore prossimità. Ok, questo è un tipo di sensore con cui rilevare questo tipo di attività. Questo è un altro dataset che ha 2 telecamere RGB, 6 dispositivi IMU, quindi indossabili, 6 sensori infrarossi e addirittura un sensore di monitoraggio cerebrale. Questo è interessante. Coinvolti 17 soggetti e di nuovo vedete lo scenario è quello del materasso, quello addirittura qua si vedono i sensori stessi che si vedono, sono questi qua, sono sensori che vengono appoggiati, sono visibili in scena. Okay? Questa è un'altra cosa un po' irrealistica, cioè il fatto che il sensore veda altri sensori. Okay, è uno scenario un po' artificioso. Che cosa abbiamo voluto fare noi? Abbiamo, ehm, abbiamo avuto la possibilità di avere accesso allo XAF dell'ospedale di Udine. È una cosa interessante che pochi sanno. C'è una sorta di, appunto, questo centro di simulazione è un reparto dell'ospedale di Udine, Padiglione 4,
L'ultimo 4, se mi ricordo, l'ultimo piano è una sorta di set cinematografico, nel senso che tutto quello che vedete è falso, cioè sembrano effettivamente delle sale da ospedale, i letti sono i letti da ospedale, i comodini sono quelli, però non è una vera sala d'ospedale, cioè se vi aspettate, cioè, l'ossigeno che dovrebbe uscire dal muro non esce, cioè non sono delle sale veramente utilizzabili, ok? Sono delle sale in cui gli studenti di medicina fanno pratica, però hanno dei manichini che utilizzano, dei manichini costosissimi, perché pesano come una persona reale, sono manichini che se gli spuntate un ecografo fanno vedere le immagini dentro il manichino come se fosse nella pancia di qualcuno. Quindi sono manichini parecchio costosi, infatti a un certo punto l'idea di buttare per terra uno di quei manichini è stata subito scartata, no, perché è meglio ci buttiamo noi, costa meno. E quindi c'è il personale proprio dello XAF che appunto gestisce queste sale. Ah, lì c'è una sala, vedete, di degenza in cui ci sono dei letti, ma c'è anche la sala operatoria, c'è anche la sala parto, cioè ci sono varie situazioni dell'ospedale che sono riprodotte in dove gli studenti possono fare pratiche. E qui appunto abbiamo messo in scena il nostro setup, abbiamo portato un certo numero di telecamere e abbiamo utilizzato, vediamo se si vede, questo forse era anche un video, no? E quello che vedete, ecco, questa è una peculiarità, quindi oltre al setting realistico, quindi di effettivamente fare delle riprese in uno scenario realistico come una casa di una struttura di cura, ehm, la il punto distintivo è anche il fatto che i soggetti che simulavano le cadute indossavano queste, non so se notate, questa sorta di armature. Queste armature fanno parte del kit lì disponibile all'Oxaf e sono ehm, appunto, qualcosa che uno si avvolge ai gomiti o l'armatura la indossa e serve per simulare la difficoltà di movimento. Quindi l'armatura che uno indossa ha dei pesi e il fatto di avere, per esempio, 10 chili in più addosso subito vi rallenta e vi mette in difficoltà. Il fatto di avere un qualcosa legato al gomito significa che voi non riuscite a far scattare il braccio per riuscire a parare la caduta. Se c'è qualcosa che vi lega il ginocchio, facilmente vi inciampate perché avete la gamba che la state quasi trascinando. Quindi sono tutta questa serie di questo kit, che mi pare lo chiamino kit di invecchiamento, mi pare che lo chiamino così. È un kit che effettivamente una volta che uno lo indossa, effettivamente si sente molto, molto più limitato nei movimenti, molto più impacciato ed essenzialmente vive un po' quello che l'attore, in questo caso, vive un po' quello che può vivere una persona più avanti con gli anni. Addirittura ci sono degli occhiali che simulano, per esempio, la riduzione del cono visivo, quindi semplicemente uno non riesce a vedere cosa ha ai lati, oppure vede delle macchie perché ha dei disturbi sulla retina. Addirittura c'è un set, hanno dei guanti che simulano il fatto di avere dei tremori alla mano e quindi sono molto poco piacevoli da usare questi guanti perché effettivamente avete delle scosse continue alle mani e vi scattano le dita e non riuscite a fare niente. Quindi lì ci sono dei video che loro hanno in cui si vede qualcuno che tenta di scrivere o tira su una tazza e quando ha un tremore del genere non riesce a fare queste attività banali. Quindi abbiamo utilizzato questi kit che indossavano questi ragazzi dello XAF e anche studenti di infermieristica che si sono prestati per questo esperimento e in base a quanto detto per esempio dal dottor Fabris che mi coordinava appunto queste attività ed è responsabile per questi kit, queste attrezzature, sì, effettivamente queste cadute, anche in base alle loro indicazioni, sono risultate
parecchio realistiche. C'era poi il bastone, quindi c'era tutta una serie di attrezzature per fare queste cadute in maniera più realistica possibile. I sensori utilizzati, appunto, come dicevo, sono delle telecamere abbastanza serie in questo caso, che abbiamo dalla dotazione che era disponibile al ceppo di Pordenone. I sensori invece, gli IMU, sono stati acquistati nell'ambito del progetto e sono 4 dispositivi che abbiamo fatto indossare ai polsi e alle caviglie. Questo tipo di, appunto, sensore, come vi dicevo, registra i movimenti, appunto, di braccia e caviglie, e quindi, oltre all'informazione video, avevamo anche i segnali che arrivavano da questi sensori qua. Quindi ogni volta che dovevamo cambiare attore, essenzialmente avevamo stabilito, vediamo se si vede fra un attimo, avevamo stabilito uno stanzino di regia in cui arrivavano tutti i dati e in cui si dirigevano appunto le azioni degli attori. Qui vedete appunto le specifiche delle telecamere utilizzate. Se non c'erano solo queste, effettivamente c'erano anche queste action cam più grandangolari, e il fatto di avere sensori diversi in questo caso permette di far sì che la rete neurale, che poi andremo a utilizzare, acquisisce delle invarianze rispetto a, per esempio, il tipo di ottica, l'angolo visuale, perché abbiamo appunto utilizzato più angoli visuali. Allora anche lì, se voi fate vedere le scene solo da un'angolazione, la rete, l'algoritmo si aspetta poi di vedere sempre la scena con quell'angolazione. Se voi al termine dell'apprendimento che avete fatto lo mettete in campo l'algoritmo e gli fate vedere una scena da un altro punto di vista, questa è in difficoltà perché ha preso solo scene viste da un certo angolo. Quindi torniamo sul punto di prima, apprendimento per esempi. Se voi gli fate vedere esempi solo in una certa maniera, la rete si polarizza su quel tipo di vista lì, di esempio lì. Quindi abbiamo cercato di cambiare le ottiche, cambiare i punti di vista, e qui appunto vedete, ecco, qui è una foto che abbiamo scattato io per appunto vedere il setup. Si vedono solo alcune delle telecamere, ce ne sono qui, se vedono 3, ce n'erano altrettante su questo lato qua, ce n'era una su questo muro qua, avevamo un totale di 7-8 sensori, ok, video. E lì si vedono tutti i cavi che vanno poi nella saletta di regia. Questi sono i dispositivi IMU e permettono di registrare le angolazioni e le accelerazioni. Sono parecchio efficaci, è un modello che abbiamo acquisito dal Regno Unito. Eccoli qua indossati, quindi ai polsi e alle caviglie. Voi direte: "Okay, qui c'è un'abbondanza di sensori, quindi ce ne sono 8, ce ne sono 4 addirittura 4 sensori IMU". È chiaro che uno in casa non ha tutto questo, okay, tutta questa raffica di sensori, però come vi dicevo prima, è importante avere e raccogliere i dati per l'addestramento. Quindi se voi poi appunto installate un'unica telecamera nell'ambiente che vi interessa, quella vista lì magari è presente o molto simile a quelle, o a una delle 8 che avete utilizzato nell'addestramento. Quindi è questo il senso di avere tantissimi dati, così che riuscite a replicare magari la che verrà utilizzata nell'uso effettivo del sistema. Qui c'è un'animazione in cui si vedono i dati che invece arrivavano dai dispositivi IMU, e questo è una fonte di difficoltà, per esempio nella sincronizzazione, perché, dunque abbiamo dovuto, sincronizzare. Ovviamente non avevamo un segnale di clock cosiddetto, quello succede invece
nei programmi TV, negli studi televisivi, quelli veri, ok? Hanno un segnale di clock che attraversa tutte le telecamere che hanno in studio e dà il tempo esatto, scandito per tutti i sensori, in maniera tale che quando una telecamera acquisisce un frame, lo fanno anche tutte le altre, cioè poi riescono quindi ad allineare perfettamente i frame perché sono stati acquisiti esattamente allo stesso momento. Il segnale di clock non ce l'avevamo perché non avevamo quel tipo di sensore così spinto e abbiamo quindi dovuto riallinearci i video in qualche maniera manualmente noi, quindi è stata una fatica. Fatica aggiuntiva è stata poi sincronizzarsi anche con i dispositivi IMU, che non sono telecamere, avevano il loro sistema di acquisizione, essenzialmente i segnali arrivavano su un access point e da lì a un PC e quindi ci sono stati i flussi video registrati da un mixer, gli IMU registrati da un PC e abbiamo dovuto poi sincronizzare questi dati, quindi c'è stato un gran lavoro che ha fatto poi appunto Andrea Picella. Ehm, mh, ok, questo appunto è la saletta di regia, in realtà è solo il monitor che fa vedere tutte le inquadrature che vanno sotto controllo, in questo PC di regia, e appunto lì si preparavano gli attori in questa sorta di camerino che avevamo, vestendoli con i vari sensori, con l'armatura, eccetera, e andavano nella sala, che lì si vede inquadrata, a fare tutte le loro sequenze. Avevamo una sorta di, ecco, qua si vede meglio la salettina che avevamo in qualche maniera acquisito per fare la regia e per risparmiare tempo il singolo attore faceva tutte le sue sequenze e poi si faceva il cambio di attore. Ecco, qua vedete una scena, quindi per esempio alzarsi dal letto e scivolare cadendo in avanti. Altre scene erano cadere di lato, cadere sul posto, che l'abbiamo imparato lì, ci hanno insegnato loro, diverse persone si accasciano sul posto essenzialmente, riescono in qualche maniera a contenere la caduta, non cadendo avanti o di lato, ma in qualche maniera si siedono Ehm, ecco, questo è il dottor Fabris in persona che ha anche lui partecipato come attore e qui appunto una caduta in avanti, alzandosi dalla poltrona, sempre lui, in cui appunto si vede tutta l'armatura e tutti i sensori addosso che abbiamo utilizzato, nonché le mascherine, abbiamo fatto tutto questo nel tempo del Covid, quindi oltre a tutto questo armatura c'era anche la scocciatura di avere anche le mascherine, che avevamo tutti quanti, anche nella regia che era 'sto stanzino, quindi lì c'erano tra le macchine che giravano, tutte le persone che c'erano lì, le mascherine, è stato è stata una cosa interessante. Tra l'altro quelle giornate lì ero completamente senza voce, quindi è stata una cosa interessante. Quindi non potevo neanche urlare "ciak azione" perché non avevo voce. Questo, okay, il bastone che vedete impiegato con quella sorta di tutore che vedete sulla gamba destra che ti blocca essenzialmente il ginocchio completamente, quindi non hai la possibilità di piegare la gamba e vi assicuro che sì, camminare così è davvero difficile. Questa è tutta una serie di combinazioni che avevamo studiato per caduta laterale sinistra-destra e accovacciamento, fatti dal letto, dalla poltrona o camminando per esempio per andare verso il bagno. Quindi tutte le combinazioni che abbiamo predisposto e, oltre a questo, oltre alle cadute, abbiamo registrato anche degli eventi normali, perché se al modello di rete neurale dovete insegnare a rilevare delle cadute, dovete anche insegnargli a rilevare le non cadute, ossia quando ci sono degli eventi normali di attraversamento della stanza o qualcuno che magari si abbassa per raccogliere un oggetto semplicemente, cioè non sta cadendo, si sta abbassando e poi si rialza. A una rete neurale dovete insegnare tutto questo, quindi l'evento anomalo e l'evento non anomalo. Quindi, questo sta attività di vita quotidiana, EDL,
sono appunto delle sequenze che abbiamo fatto di nuovo dal letto, dalla sedia e in piedi e camminando, appunto in cui non avvengono cadute. E quindi facendo un po' di tutte le moltiplicazioni sono venute fuori un bel po' di combinazioni da fare per i vari attori. Quindi appunto, e lì per esempio c'era la sequenza di raccolta di un oggetto, oppure appunto invece là sono a sinistra sono delle cadute. Ecco un classico che c'hanno detto lì sempre, che non sarebbe mai venuto in mente, ci hanno detto lì appunto all'Oxaf, la caduta dal letto per prendere qualcosa dal comodino. Queste persone cercano di raggiungere un bicchiere d'acqua, un qualcosa dal comodino e sbilanciandosi cadono giù. Quindi tutta una serie di cadute realistiche che abbiamo acquisito da questa conoscenza che arriva dal personale medico. Ecco qui un primo esempio di processing che si può fare su queste sequenze. Questo, è uno dei modi con cui si possono, cercare di, comprendere le attività in un video legate a una persona. Quindi capire cosa una persona sta facendo all'interno di un video e fa parte del ramo cosiddetto di activity recognition, okay? È un ramo che per chi si occupa di visione artificiale, la activity recognition è un ramo della informatica che si occupa di cercare di comprendere le attività di una persona da dati che provengono per esempio da sequenze video. E in letteratura trovate per esempio dataset di activity recognition di qualcuno che cucina. Per esempio riconoscere il tipo di attività che uno sta facendo al lavello, lavando i piatti o cucinando qualcosa, ci sono dataset di questo tipo, ci sono dataset delle cose più disparate. Qui vedete in azione un algoritmo di cosiddetto di pose detection, che essenzialmente va sulla silhouette della figura umana, va a rilevare i cosiddetti joints, cioè i punti di giunto, okay, in cui appunto da cui i vari arti, si eseguono le loro, rotazioni, e vedete che salta fuori una sorta di scheletro che viene estratto da questo tipo di tecnica. Uhm Vedete qui un'altra vista, sempre qui invece un'attività di non caduta, okay, vedete che ci sono appunto i vari arti che vengono rilevati correttamente. Le cose si complicano quando la persona si siede o si sdraia, perché allora lì i vari arti vanno in occlusione, quindi l'algoritmo non capisce più dove sono i joints e quindi è più in difficoltà. Questa è una delle tecniche che vi dicevo. Questo invece è l'output che dà un IMU. Come vedete sono l'accelerazione, e come vedete fino al frame 110 non sta succedendo granché, dopodiché c'è questo picco che indica che lì c'è stata una forte accelerazione. Quindi un altro modo di acquisire dati non visuali in questo caso. Lì, significa che questo tipo di dati bisogna analizzarli per finestre essenzialmente. Si prendono delle finestre temporali in cui si cerca di capire se appunto avviene qualcosa di particolare, qualche evento, qualche pattern che si vuole riconoscere. Uhm, Qui vediamo, okay, qui per esempio di nuovo ecco un'idea che perché abbiamo utilizzato dei sensori video e anche IMU? Perché in realtà l'idea finale era quella di fondere questi dati. Ecco, io tra l'altro come mia attività di ricerca sono informatico, all'inizio non mi sono anche presentato, scusate. Sono il dipartimento di matematica e informatica e sono un informatico di ricerca, mi occupo di, intelligenza artificiale, deep learning, fusione dati. Fusione dati è un mio ramo specifico in cui mi interessa combinare dati da sensori diversi per ottenere prestazioni migliori. Questo ne è un esempio. Quindi
Cosa succede se combino i dati dell'IMU e dei sensori video? Si riesce a migliorare la performance? Avere più sensori mi dà solo ridondanza? Mi fornisce delle performance migliori? Sono problemi che ci sono appunto nel ramo della fusione dati, e qui l'idea finale è quella, ancora non ci siamo arrivati, nel senso che questi dati stiamo ancora lavorando su questi dati, e l'idea è quella di fare appunto una fusione multimodale, così si dice, quindi più modalità, sia il video che appunto il sensore inerziale, e quindi poi fare la classificazione. Ci sono varie strategie di fusione, la cosiddetta early fusion, in cui io combino i dati, quindi combino i dati fra di loro e poi li do in pasto, per esempio, a una rete neurale, oppure li combino in mezzo alla rete neurale a un certo punto, oppure uso delle reti neurali sulle singole modalità e combino i risultati, late fusion. Quindi diverse strategie che si possono utilizzare e che hanno più o meno efficacia in base all'applicazione. Stiamo lavorando su questo, stiamo anche lavorando a una pubblicazione. Tra l'altro, lo studente triennale, abbiamo fatto una pubblicazione addirittura con la sua tesi del triennio, abbiamo pubblicato il suo lavoro sulla triennale a un workshop, e per la magistrale poi volevo che continuasse anche per il dottorato, poi in realtà ha deciso di lasciare il mondo universitario per andare a lavorare in azienda, e comunque siamo ancora in contatto e stiamo cercando di portare avanti anche questa pubblicazione con dei risultati ulteriori. Avete delle domande fino adesso? Interrompetemi pure quando volete. Chiaro, ok. Allora, adesso c'è la parte un attimo più così teorica. Ditemi voi quanto andare in profondità su questo. Volevo solo darvi alcuni concetti. Quindi abbiamo visto fino adesso il problema, ok? Abbiamo visto i dati che abbiamo acquisito e la specificità dei dati che abbiamo acquisito, e adesso vediamo le tecniche con cui vogliamo elaborare questi dati. Se non avete avuto così contatto con machine learning, deep learning, questo tipo di algoritmi, vi do alcuni concetti che spero di non tediarvi, di darvi qualche informazione che magari potete usare per i vostri ambiti, perché deep learning adesso è assolutamente utilizzato ovunque. Si parte dall'idea della rete neurale, quindi uno la può pensare come una sorta di black box, okay, in cui che io addestro a, per esempio, riconoscere ciò che è presente all'interno di un'immagine. Do questa immagine di un gatto e in uscita la rete può riconoscere un certo numero di classi prefissate, cioè per esempio io ho addestrato la rete a riconoscere 10 classi diverse o 5 classi diverse, lo decido io, lo decido in fase di addestramento. Questa per esempio ha 3 classi possibili: cane, gatto oppure qualcos'altro che non conosce. E allora mi piacerebbe appunto che la rete accendesse l'output del gatto, okay, in maniera appunto 0,97, quindi con un output tra 0 e 1, anzi tutti questi output qua sono normalizzati, in maniera tale che sommino tutti assieme a 1, e quindi il gatto qui, okay, accende la classe del gatto con una confidence piuttosto elevata. In generale, una rete neurale è un modello matematico che, ehm, è in grado di modellare una funzione generica che trasforma il mio input in un output. In questo caso il mio input è un'immagine, quindi un dato immagine, e il mio output è etichetta della classe che, rappresenta quello che c'è nell'immagine. Okay, di nuovo torniamo a quello che vi dicevo all'inizio: come faccio a scrivere un programmino
per riconoscere un gatto. Una volta si faceva così, effettivamente. All'inizio della visione artificiale, queste cose bisognava farle a mano. Allora, come faccio a distinguere un cane da un gatto? Dovevo farlo a mano, dovevo cominciare a estrarre i contorni dall'immagine, capire se il contorno mi dava un'indicazione magari che distingueva il cane da un gatto, i colori, dovevo cercare di arrangiarmi andando esplicitamente a estrarre qualcosa dall'immagine per dire: "Okay, questo contorno qua è più simile a quello che sono i gatti piuttosto che i cani." Dovevo fare a mano tutte queste operazioni, okay? Questa era la visione artificiale che io stesso ho vissuto da studente, okay, si faceva a mano. Poi la rivoluzione è arrivata nel 2012 col deep learning. In realtà le reti neurali sono nate molto prima, ma hanno cominciato veramente a funzionare bene nel 2012 con l'avvento del deep learning. Quindi c'è questo teorema che dice che con una rete neurale io posso codificare una funzione arbitrariamente complessa, ehm, e appunto una rete riesce a approssimarmi una grande varietà di funzioni. Questo è una sorta di parallelo biologico. Come modello biologico a me piace sempre tantissimo questo parallelo, dove c'è, quello che è un neurone all'interno del nostro cervello, che raccoglie gli stimoli dai dendriti, okay, questi sono i suoi punti di input, e se l'input che riceve è i segnali che riceve sono segnali elettrici, no, abbiamo segnali elettrici nel cervello. Se la somma degli input che riceve è tale per cui, ehm, quel neurone lì scatta, cioè la carica che riceve è abbastanza elevata da farlo scattare, produce un output su questo assone che viene diramato ai neuroni che sono nelle sue vicinanze. E lì il processo si ripete e quindi c'è questo firing cosiddetto dei neuroni. Il percettrone, questo modello di Rosenblatt del '58 pensate, quindi un primo modello era già del '58, quindi addirittura anche agli inizi dell'epoca dei calcolatori moderni, quindi c'erano i calcolatori moderni, però già c'era l'idea per esempio di implementare un calcolatore neurale. Effettivamente poi l'hanno fatto con l'hardware dei tempi, però poi ha avuto una serie di ho scoperto subito una serie di limitazioni. Nella letteratura la le reti neurali hanno avuto degli alti e bassi, hanno avuto almeno 3 alti e bassi, okay, il mondo uhm, delle reti neurali perché sono stati sviluppati dei modelli che poi grande entusiasmo, poi hanno trovato delle limitazioni anche abbastanza critiche su problemi relativamente semplici e quindi disinteresse, la gente si occupava di altro. E quindi si parlava di primavere e inverni delle reti neurali. Eravamo in una fase di inverno delle reti neurali fino al 2012, eppure c'era chi comunque continuava nella ricerca perché ci credeva e per esempio persone come il professor Geoffrey Hinton, che sono quelli che hanno vinto il premio Turing, che è l'equivalente del Nobel nell'informatica, perché non esiste il Nobel per l'informatica, c'è il premio Turing che è l'equivalente, e sono queste persone che hanno appunto creato quello che è il deep learning moderno, perché hanno continuato a credere nelle reti neurali e hanno trovato delle soluzioni ai problemi che c'erano, che avevano determinato la stagnazione della ricerca e hanno portato ai modelli che ci sono adesso e funzionano benissimo rispetto a, appunto, quelli della generazione giusta precedente. Questo è l'esempio di una rete. Questo era il modello matematico per dirvi che qui ci sono gli input, dei numeri, qui ci sono dei pesi, ecco qui il trucco. Queste somme pesate, così come fa qui il neurone biologico, per cui i vari dendriti qui hanno delle resistenze elettriche più o meno, marcate, in base a quanto grossi sono quei dendriti lì, fanno più o meno resistenza al segnale elettrico che passa. E questo viene modellato nel modellino da questi pesi. Quindi l'input che mi arriva, x1, io gli do un certo peso, o la rete dà un certo peso all'input, se ritiene che quell'input lì sia significativo per il risultato. Ed è qui che sta
il cuore dell'apprendimento automatico. Quei pesi lì. La rete, durante l'addestramento, apprende i valori di quei pesi, impara a come pesare l'input per arrivare all'output desiderato. Quindi è tutta una questione di apprendimento del valore dei pesi ottimale. Okay? Questo è un concetto di base che adesso attraversa tutte le slide che vi mostrerò. Questo è un esempio di architettura di rete fully connected, come si dice, dove io ho un input in cui io do dei numeri, ok? Pensate al fatto di voler, per esempio, classificare, adesso qui non sto parlando di un'immagine, sto parlando dei dati, delle cosiddette features, qualcosa che io ho estratto a mano. Per esempio, supponete che io voglia ragionare su, per esempio, posso anche fare non solo classificazione, ma anche predizione. Per esempio, posso predire il costo di un appartamento, ok? E magari lo faccio dal numero di stanze che ha, dalla metratura, dal fatto che abbia un parcheggio o meno. Tutte queste che sto menzionando sono delle possibili features, ok? Quindi sono dei numeri che metto qua in input e poi la rete produce un output. Qui questa rete è configurata in realtà per una classificazione, quindi output da 1 a n, e come vi dicevo invece posso avere anche un unico output che è invece un valore numerico per predire per esempio il prezzo di quell'appartamento. Quindi problema di classificazione, come qui rappresentato, problema di regressione per predire invece un valore numerico. All'epoca il determinare la configurazione di questa rete, per esempio, bisognava farlo a mano. Okay? Uno decideva quanti neuroni mettere in questi strati. Ecco, vedete, ecco un concetto importante. Questi strati nascosti che si trovano fra l'input e l'output, questi sono dei neuroni che funzionano esattamente come questo, cioè prendono gli input, li pesano e mandano l'output in avanti allo strato successivo. Questi sono tutti neuroni del cosiddetto strato nascosto, ossia tutto ciò che sta fra l'input e l'output. Io vedo l'input, vedo l'output, quello che succede qua in mezzo non mi è chiarissimo, per quello dicevo all'inizio una black box, perché come fa la rete, perché la rete sceglie certi pesi piuttosto che altri, non mi è chiarissimo, però dico a persona che tenta di appunto far funzionare la rete neurale, quindi il meccanismo interno della rete neurale è un qualcosa di oscuro, okay? Io vedo l'input, io presento l'input e vedo l'output e adesso la rete appunto a fornire l'output sempre più prossimo a quello che io mi aspetto. Per quello dicevo che funziona un po' come delle black box. Prego, prego. È un'ottima domanda, infatti speravo di di riceverla. Allora, se questo appunto la black box assolutamente è qualcosa che, si vuole risolvere, cioè è effettivamente un problema il fatto che le reti siano una black box. Pensate al fatto, se io ho una rete neurale che gestisce la guida autonoma della mia auto, avviene un incidente, la macchina ha girato a destra invece di continuare dritta. Perché la macchina ha girato a destra? Perché ha prodotto quell'output, dato quell'input. Di chi è la colpa? Perché dopo lì quando scattano i problemi, scattano i risarcimenti, allora lì si va a vedere a fondo di chi è la colpa. E allora lì non è pensabile che uno abbia un sistema black box, perché non è investigabile quello che è successo. Allora siamo adesso in un'altra fase, che sta cominciando adesso, della cosiddetta XAI, Explainable AI. AI spiegabile. La macchina ha fatto il mio algoritmo di intelligenza artificiale ha fatto così perché e riesco a vedere dentro e a capire tutto la catena di ragionamento che ha fatto l'algoritmo. Se invece mi rimane un qualcosa di oscuro, non so perché ha prodotto quell'output lì, è un qualcosa di non spiegabile. Quindi
questo è proprio uno sforzo di questi attuale, nel presente, l'intelligenza artificiale spiegabile, Explainable AI. Ci sono conferenze, workshop sull'Explainable AI, ed è un problema assolutamente aperto, apertissimo, perché io ho avuto una collaborazione, per esempio, con la Magneti Marelli, parlavo di guida autonoma perché ci ho lavorato, e all'epoca loro erano interessati adesso è stata venduta ai giapponesi, ma lasciamo stare, un capitolo triste dell'industria italiana. All'epoca volevano interessarsi appunto della guida autonoma, volevano lavorare su questo. Gli ho chiesto: ma non siete interessati a un sistema end-to-end, che significa dall'input voglio l'output, ossia dall'immagine della strada il sistema deve dire accelera, decelera, gira a destra, gira a sinistra. No, 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 fa sistema end-to-end non lo vogliamo proprio per ragioni legali. Quindi vogliamo capire che cosa fa esattamente l'algoritmo passo dopo passo, non do l'input, vedo l'output, black box nel mezzo. Quindi grazie per la domanda. Ci sono altre? Ok, perfetto. Allora, queste sono le reti fully connected, appunto, dove devo presentare all'input delle feature che in qualche maniera ho già estratto, dei valori che per me significano qualcosa. Quindi il primo per me è il numero di stanze, il secondo numero che io fornisco in input è la metratura totale dell'appartamento e via così avanti. Cioè sono un vettore di numeri di cui io so esattamente cosa significano ognuno di essi. Le reti convoluzionali, che invece sono quelle che abbiamo utilizzato nel progetto, hanno un altro modo di procedere, ed è anche questa, solo questo per esempio è una rivoluzione. Il fatto che io presento in input un'immagine, quindi non ho più le feature di prima, qualcosa di estratto in precedenza, ho proprio il dato grezzo, l'immagine, oppure ho il segnale audio, ok? Oppure ho la pagina di testo, ok? Come le vedo su un libro. Quindi sono dati grezzi, ok? Parliamo di immagini in questo caso, e sull'immagine vengono fatte tutta una serie di convoluzioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che, vediamo se vi faccio vedere, ecco, vi faccio vedere prima questa. Vi faccio vedere prima questo. Avrete mai usato un programmino di quelli di grafica che vi estrae, per esempio, i contorni? Avete mai fatto qualcosa del genere? Ok. Ok, ok, interessante. Questo sono funzioni che, per esempio, se aprite Photoshop o qualsiasi programma di grafica, si possono utilizzare. Questo cosiddetto filtro di Sobel. Sono delle piccole matrici, in questo caso 3x3, con questi valori qua, esattamente questi valori qua, ok? Questo filtro cosiddetto, o kernel, ok, viene applicato sull'immagine di input come, mediante una convoluzione, ve lo dico adesso come funziona. Io applico questo filtro qua e ottengo questa immagine qua. Questo filtro qua fa il lavoro di estrarre gli edge verticali. Vedete che infatti vedo tutti i contorni dell'immagine in verticale, e questo invece mi estrae i contorni orizzontali. Ok? Questi filtri qua vengono applicati così all'immagine. Li sovrappongo, supponete che questi siano i valori dei pixel di un canale dell'immagine, io sovrappongo il kernel sopra di essi, e vedete che viene fatta una moltiplicazione. Se adesso supponete che questo filtro qua sia appoggiato sopra, ok? Vedete che fa questa operazione, questo elemento del kernel viene moltiplicato per questo valore del pixel, ed ecco qua il meno 1 per 3, meno 1 per 3, più 0 moltiplicato per 0, più 1 moltiplicato per 1, e via avanti, ok? Per tutti i valori del kernel che stanno sopra questi valori qua, si genera tutto questo
questa somma, che mi dà il risultato meno 3, e lo colloco qui, in questa matrice di risultati. Ok? Quindi notate il fatto che io questo filtro 3x3 lo appoggio sopra lo appoggio virtualmente ovviamente, cioè lo faccio scorrere sull'immagine. Quando è qua sopra, di tutti questi 9 valori qua, mi produce un unico valore di output, ok? Quindi questi 9 valori qua dell'immagine, quando ci è applicato sopra quel filtro lì, mi produce questo risultato qua, che io metto in mezzo, ok? Faccio scorrere in avanti il filtro su questi altri 9 qua, mi produce un altro risultato e via avanti, ok? Quindi io faccio scorrere il filtro sopra l'immagine, mi produce questa matrice di numeri qua. Perché lo faccio? Per cosa sono questi? Se questi erano i valori dei pixel, questi che cosa sono? Sono delle feature estratte in qualche maniera. Sono delle risposte che ottengo applicando questo filtro. Allora, se questi qua effettivamente è il filtro per il calcolo degli edge, io faccio la convoluzione di questo filtro, di questa immagine con questo filtro, e ottengo un output di questo tipo. Ok? Quello lì magari era quello per gli edge verticali e ottengo questo risultato qua. Ok, bene, benissimo. Ma cosa c'entra questo con le mie reti neurali? C'entra col fatto che, e questa è la bellezza di queste reti, questi valori qua se li ha inventati Sobel per calcolare questi risultati qua. Qui, con una rete neurale convoluzionale, i valori dei filtri, io dico alla rete, calcolami 10 filtri, ok? E poi, vedete qua, di nuovo, qui c'è un'animazione di quello che succede, vedete qui c'è i valori piccoli sono i valori del filtro che vengono moltiplicati per i valori dell'immagine e ottengo questi risultati qua, ok? La bellezza delle reti neurali convoluzionali è che la rete apprende da sola i valori da inserire all'interno dei kernel, all'interno dei piccoli filtri, per produrre delle feature maps come questa, e queste sono tutte delle feature maps perché io gli ho detto di calcolare 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtri, e quindi mi produce 6 risultati, 6 feature maps, e lo posso continuare in cascata a fare questo, calcolare poi altre convoluzioni a partire da queste feature maps. Essenzialmente cosa fanno questi filtri? Estraggono un qualcosa dall'immagine iniziale, queste matrici di features, e la rete impara a regolare i valori dei filtri in maniera ottimale per il risultato che io voglio ottenere. Se io voglio che quell'immagine lì alla fine accenda l'output del gatto e quell'altra immagine lì accenda l'output del cane, ok? E effettivamente io ho immagini di cani e gatti, la rete impara da sola a estrarre le features più discriminative per distinguere cani e gatti. E questa è non so se, ok, queste sono lezioni che io già ne faccio parecchie più ore nel corso, ma so che voi siete in gamba e quindi riuscite in qualche maniera a cogliere almeno il succo di quello che sto dicendo. Queste reti qua sono in grado non ho bisogno di specificare io il gatto ha le orecchie così, no, imparano da sole a estrarre le caratteristiche significative dall'immagine, dal dato grezzo. Quindi non ho bisogno di fare il cosiddetto feature engineering, ossia mettersi lì a mano a decidere quali sono le feature più importanti per discriminare un cane e un gatto. Non ho bisogno di farlo, lo fa la rete in automatico. Questa è una delle grandissime rivoluzioni di questi modelli qua. Il max pooling qui è un'operazione semplicemente di scelta del massimo. Vedete che di ognuno di quei 4 quadranti lì viene preso il valore massimo, come se fosse la risposta più forte di quel gruppetto lì di pixel. Ovviamente anche qui c'è un parallelo biologico, così funziona la corteccia visuale nel cervello umano. Sono dei tipi di neuroni
che lavorano in maniera spaziale, cioè c'è una gerarchia fra di loro, per cui c'è una serie di celle che, se attivate localmente, attivano una sorta di cellula che sta a capo di essi. Okay? Quindi lavorano spazialmente e rispondono appunto agli stimoli spaziali che ricevono dal segnale visivo che arriva dagli occhi. Qui più o meno succede la stessa cosa. Queste convoluzioni vanno spazialmente a estrarre delle feature, queste matrici di numeri, e poi essenzialmente con le attivazioni si vede se quelle feature lì sono appunto presenti o meno all'interno dell'immagine. Per esempio, la rete potrebbe, va bene, calcolarsi da sola, potrebbe da sola decidere di estrarre i contorni, potrebbe da sola decidere di estraiamo tutte le macchie di verde, perché magari quelle mi sono utili per la classificazione finale. La rete decide da sola quali sono le caratteristiche da estrarre dall'immagine per arrivare alla classificazione finale. Okay? Quindi se decide di estrarre un certo colore o i contorni o quello che si osserva, e questa è una cosa interessante, è che vedete che si va a più strati, più livelli. Io faccio più convoluzioni e ottengo questo risultato dalle convoluzioni del primo livello, e poi eseguo altre convoluzioni e ho più strati. Queste reti sono appunto dette anche profonde, perché io ho tanti strati in mezzo, okay, ho tante convoluzioni, ho tanti livelli cosiddetti. E ci sono reti che arrivano anche addirittura a decine, centinaia di livelli, sono reti molto, molto potenti, che richiedono addestramenti di mesi, okay? Quindi c'è tutto un altro problema di cui si potrebbe discutere, sul fatto che certi modelli, come il famoso ChatGPT, quello lavora sul testo, ha bisogno di addestramenti di mesi su delle server farm che hanno solo, per esempio, nelle grosse ditte di appunto Google, Facebook, questi giganti dell'informatica hanno la potenza di calcolo necessaria a far addestrare questi modelli. Okay? Quindi c'è tutto un discorso sulla supremazia del calcolo che vi lascio perdere. Ok, quindi così, detto veramente, ecco, questa qua per esempio è l'architettura, questa è l'architettura che ha dato origine nel 2012 al deep learning. Nasce con questa architettura qua, un'architettura su un problema di distinguere immagini in cui sono presenti 1000 classi di possibili oggetti, persone, animali, oggetti della vita reale, okay? 1000, okay? Questo è una sorta di contest, di gara che veniva fatta ogni anno, okay? Con i vari modelli. 2012, e ogni anno c'era un minimo incremento rispetto all'anno precedente, un piccolo passo avanti, un piccolo passo avanti, con i modelli che c'erano all'epoca. 2012 è arrivato questo modello qua, la prima cosiddetta AlexNet, il nome del primo autore si chiama Alex, il nome alla rete, ed è una rete profonda che prevede 8 layer, 8 strati, 5 convoluzionali e 3 fully connected, 60 milioni di parametri, pensate un po'. E questa qui al 2012 ha staccato di parecchio quello che erano i concorrenti, quindi c'è stato proprio un bel salto, proprio stato un passaggio, una rivoluzione c'è stata, non una evoluzione minima come succedeva fino a quel momento. Questo proprio è stato un bel salto in avanti. E lì è partito il mondo del deep learning. Queste sono le reti ricorrenti che lavorano su sequenze, e questo è tipo un modello di rete che invece lavora sul testo, per esempio. Il testo è un dato di tipo sequenziale, perché io leggo le parole in un certo ordine, ok? E mi arrivano, hanno una connotazione temporale. Tutti i dati che hanno una connotazione temporale, il loro modello di rete, sono le reti cosiddette ricorrenti. Questa per esempio l'STM ormai è superata da altri modelli, però è un classico. E la cosa interessante è che essenzialmente arriva l'input dall'esterno, viene mantenuto uno stato interno che viene propagato a se stessa al tempo successivo.
Quindi è ricorrente in questo senso, che riceve l'input, ma manda fuori un output a se stessa per il tempo successivo. Non entro nei dettagli, ma è il tipo di modello con cui si lavora appunto con dati sequenziali. Questa appunto è la RNN, ce l'ha di base, l'STM prevede invece dei meccanismi interni per riuscire a ricordare di più. Perché il problema di queste reti è che cominciano a leggere, per esempio, una pagina di testo e si ricordano bene quello che c'era all'inizio, cioè, intanto che sono arrivati in fondo hanno dimenticato quello che c'era all'inizio, ok? Quindi più vanno avanti, più dimenticano ciò che c'era nel passato. Proprio perché ha questo comportamento ricorrente per cui gli ultimi input finiscono per pesare, per condizionare di più il modello rispetto a quello che c'era indietro nel passato. E gli sviluppi sono stati fatti in avanti proprio per cercare di limitare questo problema di perdita di memoria. Questo era l'STM, appunto long short term memory, quindi memoria sia a breve termine che a lungo termine, una serie di accorgimenti per cercare di mantenere la memoria. I modelli come ChatGPT sono dei modelli transformer cosiddetti, e quelli hanno una rivoluzione rispetto a questi che vi mostro, ok? Quelli sono dei modelli molto più potenti, che hanno bisogno di molti più dati e hanno una grandissima capacità di memorizzazione. Negli esperimenti abbiamo, scusate il passaggio all'inglese in questo caso, abbiamo tentato varie architetture in cui la prima, ecco, perché vi ho parlato di modelli ricorrenti? Perché una sequenza video non è una sola fotografia, ma ovviamente c'è la dimensione temporale. Quindi come si fa a classificare un'azione, qualcosa che avviene in una sequenza video nel tempo? Beh, ci sono diverse strategie, quindi abbiamo provate alcune, questa appunto fa parte della tesi magistrale di Andrea Picella. Abbiamo provato diverse architetture, questa per esempio è la più semplice. Classifico ciò che avviene nei singoli frame, quindi vedete qua modellata gli strati della rete convoluzionale. Classifico il singolo frame, dico che cosa succede nel singolo frame, lo faccio per tot frame di fila, 10 per esempio, e poi prendo la media di quello che sono gli output dei singoli frame. Quindi se per esempio qui non so, l'output è standing, standing, kick, ok? Perché questo è un calcio al pallone, questo di nuovo è un kick, questo di nuovo è standing, ok? Magari la maggioranza, ok? Una politica di politica di decisione che ho su quei frame lì, potrebbe essere, ok, quella è una sequenza di calcio al pallone, perché la maggior parte dei frame sarà classificata come kick. Quindi questa è una modalità semplice di lavorare sulle sequenze. Questa è una modalità più complessa, dove io estraggo delle feature da una rete convoluzionale, do in pasto a una rete ricorrente e lo faccio per alcuni frame e alla fine ho un classificatore. Questo invece è un modello più complesso, perché invece di avere, ecco, non vi ho detto questo, che è una cosa interessante, il fatto che io posso fermarmi prima di questo livello finale di output dove ci sono i neuroni che si accendono per le varie classi. Io potrei fermarmi, questi sono dei livelli fully connected, anche qui ho sorvolato. Vedete, qui ci sono dei livelli convoluzionali e poi ci sono dei livelli fully connected come questo, okay, che mi serve per la classificazione finale, così quei neuroni che si accendono uno per classe. Okay? Quindi come passo da un qualcosa che è bidimensionale a qualcosa che invece è un vettore alla fine? A un certo punto continuo con dei livelli convoluzionali, mantengo le due dimensioni, fino a che non decido di appiattire tutto. E lì c'è un'operazione cosiddetta di flattening, in cui prendo tutto ciò che io trovo in queste feature maps 2D, le appiattisco, cioè le svolgo come se fosse uno spaghetto, ok? In una dimensione. E
prima della classificazione io ho un vettore magari anche di 4.000 elementi che considero le feature estratte arrivate fino a quel punto. Se continuo oltre faccio una classificazione, se invece non classifico posso prendere quel vettore lì come un vettore di feature, come in qualche maniera l'informazione estratta dalla rete fino a quel punto a partire dall'input. Ok? È come se avessi un vettore di numeri che in qualche maniera codifica che cosa c'è nell'immagine. Il passo successivo da questo vettore di numeri, ecco, è come se io fossi in questa situazione qua, in cui ho un vettore di numeri a cui faccio fare un passo di classificazione finale per arrivare al numero di classi che mi interessa, poi 2, 3, 10, 1000, quello che è. Immaginate appunto qua di avere 1000 numeri in input, il mio vettore di feature, che estraggo appunto da una serie di livelli convoluzionali. Quindi io posso avere delle CNN che mi fanno da estrattori di feature che poi do in pasto ad altre reti, come per esempio una LSTM in questo caso. O questo invece è un'architettura che non prende il vettore, prende direttamente la feature map in 2 dimensioni. Questo addirittura 3 dimensioni. Io ho un kernel 3D che addirittura considera anche estrae feature nel tempo su più frame in sequenza. E quindi si parla di convoluzioni 3D, perché non lavorano solo sul piano dell'immagine, ma prendono più immagini, prendono un pacchetto di immagini e lo analizzano, estraggono feature anche temporali. Quindi riescono a analizzare le immagini, riescono a estrarre feature da un pacchetto di frame successivi. E ovviamente poi c'è sempre questo approccio sliding window in cui appunto per forza devo lavorare su un certo numero di frame alla volta, non riesco a fare la convoluzione di un intero video magari di mezz'ora, no? E diventa eccessivo dal punto di vista della computazione. Quindi per forza devo lavorare a approcci sliding window. Allora, questo è alcuni risultati che abbiamo ottenuto dal lavoro che ha fatto Andrea. Qui sembra vincere il modello 3D CNN, quindi con questo è quello che vi dicevo qua, quest'ultimo qua, con la convoluzione 3D e il fatto di dare poi questi risultati a un modello ricorrente. E sembra avere una maggiore accuratezza, maggiore recall, cioè quindi capacità di effettivamente riconoscere tutti gli eventi, perché a costo di avere anche dei falsi positivi, perché appunto l'idea è quella di avere il sistema che non manca una caduta. Cioè, quindi piuttosto è meglio che mi dia un falso allarme piuttosto che non riconosca una caduta effettiva. Quindi eravamo interessati al dato di recall, quindi capacità di riconoscere effettivamente gli eventi di caduta a costo di essere fin troppo sensibile. E come vedete questi sono i risultati, ovviamente più prossimi a 1 sono, meglio è. E questo qua è il modello che al momento sembra i nostri esperimenti funzionare meglio. Ci manca la parte di introduzione di fusione vera e propria, quindi dei modelli, dei sensori AMU, che non abbiamo ancora processato, e tipicamente la volta che si fa fusione le performance migliorano. Quindi questi sono i risultati che lui ha ottenuto e che ha chiesto un bel po' di addestramento su un server che abbiamo in laboratorio. Quindi c'è bisogno di parecchia potenza di calcolo per lavorare su dei video.